Anche Venezia domani, così come tutte le altre diocesi, entrerà ufficialmente nell'anno del Grande Giubileo, accogliendo l'invito di Papa Francesco ad essere pellegrini di speranza. Alle 15 domani il Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, guiderà la processione solenne con fedeli e pellegrini in arrivo da tutte le diocesi per giungere alla Basilica Cattedrale di San Marco, dove sarà celebrata l'Eucaristia. Sarà il rito di ostensione della Santa Croce, come previsto nella bolla papale del Santo Padre, in cui viene indetto il Giubileo, a segnare l'ingresso nel grande anno del Giubileo di Venezia. Non è previsto dalle indicazioni liturgiche che il Patriarca Francesco debba aprire alcuna porta santa, contrariamente a quanto era avvenuto in occasione del Giubileo straordinario della Misericordia. 10 saranno le chiese giubilari nel territorio diocesano di Venezia, nelle quali i fedeli, recandosi in pellegrinaggio e pregando, potranno ottenere l'indulgenza plenaria alle condizioni stabilite dal Pontefice. Oltre alla Basilica Cattedrale di San Marco, in centro storico ci sono ad esempio la Basilica della Salute e la chiesa di San Silvestro Papa, ma altre chiese giubilari si trovano sparse anche in terraferma e in tutto il territorio diocesano. Un giubileo che mette al centro del Natale appunto una porta di speranza. Se guardiamo poi alla nostra società è sempre più luogo di tensioni, le più disparate. L'altro spesso non è percepito come soggetto portatore di interessi seppur differenti dai miei, ma come un competitore, come un avversario. Alla pace sembra sempre mancare il tassello decisivo, la fraternità. Il motivo è semplice. Come potremo essere fratelli se non abbiamo un padre comune? E Dio oggi non è più percepito come il padre comune.